Salve a tutti, aspettiamo ancora un attimo. Salve. Allora, ecco l'evento di YouTube. Vediamo un attimino di mettere l'evento anche di YouTube. Ok, mettiamo l'evento anche di YouTube. Ok, così. Ok, YouTube. Ok, io direi che ci siamo. Ok, mi metto ovviamente questo per vedere un po' meglio quello che succede. Ok, ci dovremmo essere, forse la chat non si aggiorna, vediamo un po'. Vediamo la chat se funziona, la chat. Allora, type in your message. Ciao Deep, salve a tutti. Non mi funziona la chat sul sito, vediamo un attimino di risolvere il problema al volo. Vediamo un po', eccolo qui, copy. Ok, vediamo subito, un attimo solo, risolviamo subito. Ai, la chat non funziona, non mi funziona Restream Chat. Un attimo solo, buon pomeriggio Pier Lucarelli, solo che non mi funziona la chat sul sito, e allora un secondo solo che risolviamo. Problemino di sicuramente ok. Ok, pronti, chat sistemata, tutto sistemato. Allora, salve a tutti, eccomi qui, sono Reni J, appena sistemato tutto quanto ciò che serve per far funzionare questa diretta. Questo è un pad, un Samsung, e lo uso per mettere un po' di musica di sottofondo. Allora, vi faccio vedere anche, tra l'altro, qual è il gruppo su YouTube da cui prendere musica royalty free, la musica che vi può servire per i vostri video. Questa è musica completamente libera da copyright, e quindi la potete mettere di sottofondo o come anche primaria sui vostri canali quando fate un video. È musica di tutti i generi, ci sono migliaia di brani royalty free, quindi senza dover pagare nulla a nessuno. Allora, ciao Daddo, ciao, mi sentite bene? Ditemi se mi sentite bene, se sentite troppo alto o cose di questo genere, perché adesso andiamo a fare un unboxing, l'ultimo per quanto riguarda questo acquisto di vinili. Allora, forse la musica è troppo alta così? Si sente troppo forte la musica? Ok, se mi dite che va tutto bene, allora, questo che vi faccio vedere è il pacco che noi già abbiamo sballato nei giorni scorsi, tra ieri e i giorni scorsi, bello pesante, ci ho rimesso tutti i dischi dentro, e quello è il primo pacco di cui già abbiamo fatto l'unboxing insieme. Ci sono, diciamo, i video sul canale YouTube, Twitch, eccetera. Allora,
che dire, questo è il secondo pacco di un acquisto che io ho fatto da un negozio online su Discogs che si chiama Vendo Musica. Vendo Musica è di Fabio Caria, ha migliaia di dischi in vendita sul suo store online. Il sito di Fabio è www.mixcloud, scusate, Mixcloud è il mio, scusate, www.discogs.com/it/user/vendomusica. Potete, come ho sempre detto anche negli altri video, andare a scegliere i vinili in base al prezzo, in base alla tipologia, in base all'anno, insomma potete fare una bella selezione e andare a scegliere, diciamo, i vinili che più vi piacciono. Allora, gli imballi sono sempre quelli di Fabio, sono sempre perfetti, soprattutto questi che lui, vedi, l'ha firmato, qui c'è scritto impacchettato da Fabio, cioè imballato da Fabio, quindi questo pacchetto è stato fatto da lui. Allora, vediamo un po'. Allora, qui ci ha messo tutto lo scotch intorno, quindi noi dobbiamo andare soltanto qui. Ok, qui va bene così. Cerchiamo di non rompere nulla, piano piano. Ok, ok, imballo perfetto. Ok, perfetto. Allora, come nella volta scorsa, anche questa volta abbiamo altre due. Opla, ecco, avevo chiesto di mettermi un bel logo da far vedere, eccolo qui in alta definizione. Vendo Musica Store di Fabio Caria, grandioso, eccolo qui. Faccio rivedere il logo di Vendo Musica Store. Ok, grandioso. Allora, diciamo, questo è il primo, li apriamo tutti e due oggi, questo è il primo e questo è il secondo. Ok, allora, come ho sempre detto, chi mi conosce lo sa, a me piacciono tutti i generi musicali, e quindi, diciamo, qui dentro si possono uscire tutti i generi musicali di tutti gli anni. Avevo messo da parte sul carrello di Discogs questi vinili parecchi mesi fa, dall'anno scorso, e poi ovviamente c'è stato movimento nel carrello tra i dischi che qualcun altro li comprava e quindi a me sparivano dal carrello, io però ne aggiungevo altri e quindi siamo andati avanti così, diciamo, per un po' di tempo. Poi, approfittando di un'offerta che ha fatto Fabio, poi mi sono deciso a fare un bel acquisto, diciamo, ho svuotato un po' il carrello di Discogs e mi sono portato a casa un bel po' di vinili. Allora, eccoci qua, andiamo a vedere questo primo pacco cosa contiene. Allora, questa la mettiamo qui. Primo vinile, guardate che bella copertina, I Believe, Fabbrica, ok, 1998. C'ho anche altri vinili dei Fabbrica, eccoli qui loro, c'è una loro foto, ok, e questo è I Believe Arcade Extended Club Mix, Tears in Rain FM Edit. Poi c'era grande divertimento a dare il nome alle varie versioni, guardate che nomi. Opla, di qua, di qua. Scusate, ma c'è la telecamera messa riflessa, quindi
quando uno si muove a destra va a sinistra e viceversa. E questo è Fabbrica con I Believe, bellissima la copertina, e noi li mettiamo qui sopra, va. Questo è Influence Sweet Substance, questo è un disco, se non ricordo male, seconda metà degli anni 90, qui ovviamente le date 1900, non riesco a leggere perché è scritto veramente piccolo, qui c'è poco, dovrebbe essere 1999. Influence Sweet Substance, ovviamente la videocamera per adesso è sempre quella, poi provvederemo a cambiarla, quindi c'ha una definizione molto bassa. Questa è l'etichetta discografica 48K Records, eccolo qui, guardate, questo è il logo dell'etichetta discografica, ogni etichetta ha i suoi loghi, e vi invito ad andare a vedere su Discogs quante etichette discografiche ci sono che hanno fatto vinili, una marea, cioè negli anni 80 e 90 si sono, diciamo, avvicendate diverse etichette discografiche, ma tante. Neil Diamond, Jonathan Livingston Seagull, questo è il gabbiano Jonathan Livingston, musica di Neil Diamond, bellissima copertina, guardate che copertina, che come dicevo anche in passato, le copertine sono opere d'arte, guardate quanto è bello. Ovviamente questo, essendo una, diciamo, una colonna sonora, si apre, guardate che bella che diventa, guardate, e ovviamente dentro vi faccio vedere, c'è lui e poi ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda i brani presenti sul vinile. Ok, comunque bellissimo. Neil Diamond, Jonathan Livingston Seagull, il gabbiano Jonathan Livingston, molto bello. Questa è musica da ascoltare, forse la metterò io, perché nelle mie dirette poi metterò musica di tutti i generi, perché non Neil Diamond, bellissimo. Ok, proseguiamo, andiamo avanti. Questi sono i Technotronic featuring Yakid K, eccolo qua, il remix di Hey Yo Here We Go, DFC Records, non so se si vede bene, bellissima anche questa copertina. I Technotronic avevano delle belle copertine sempre, anche gli altri brani hanno tutti quanti bellissime copertine. Eccolo qua, Hey Yo Here We Go featuring Yakid K, eccolo qua, Technotronic 1993, questo è un brano, parliamo di prima metà degli anni 90, attenzione, prima metà degli anni 90 stiamo parlando. Ok, andiamo un po' più indietro con i Double, eccoli qua, i Double, che ieri abbiamo aperto un mix. Ok, questo invece è un LP dei Double, bello, c'è ancora la plastica intorno qui, eccoli qua i Double. Fire in this Swiss, Bleeding, Lakes in the Desert, Circles, Prove Your Love, Close Enough, Silent Mountain, c'è qualcuno che mi telefona, forse mia moglie risponderà, Devil's Ball, Wrong Time, Mega Rhythm Dance, i Double, famosissimi negli anni 80. Infatti questo è del 1987, il disco, l'LP dei Double, 1987. Ok, andiamo avanti.
Ecco, questa è ovviamente musica che mi piace parecchio, la trance melodica, ed è Dreams Wave, questo è del 94, MBG and Karma, Dreams Wave. Vediamo se riesco a farvi vedere il centrino, perché la copertina è bianca, anche se è la sua originale, in quanto qui ci sono le informazioni della casa discografica, quindi questo è uscito direttamente, come lo vedete, e qui si sono inventati a fare la scritta a spirale sul centrino. Ok, Dreams Wave, questo è anche molto molto bello, questo li sentiremo un po' tutti questi brani. Se riesco a tenerlo fermo magari vedrete pure. Ok, Dreams Wave, bellissimo questo brano, c'è il timbrino SIAE, ma noi andiamo avanti. Allora, OMG Original Music Group, Industries of Love, Never Enough. Guardate che bella questa copertina, guardate quanto è studiata questa copertina. Allora, da quest'altro lato anche non rende ovviamente la telecamera la bellezza di questa copertina, ok, perché la copertina ci sono tutte, come vedete, delle scritte diciamo in trasparenza, Original Music Group, che è poi l'etichetta OMG. Questa etichetta tra l'altro stava a Foggia, un'altra etichetta. Vi ripeto, andate su Discogs e cercate quante etichette discografiche ci sono state nella storia, non si finisce mai. Io ci ho provato a metterle insieme quante ne sono, ma che, cioè, uno più c'ha vinili e più c'ha etichette discografiche da archiviare, diciamo. Volevo vedere questo disco, del 2000, ecco, sta scritto qui, diciamo, sta scritto lì, appunto, prodotto nel 2000. Questa pure è un'altra di quelle copertine, come vi dicevo, che l'etichetta discografica ne stampava moltissimi e poi si usava attaccare qui, questo è un adesivo attaccato con il titolo del brano e le informazioni del vinile che conteneva, però questo è un adesivo attaccato sopra. Diciamo che l'etichetta stampava tanti cartoncini come questo e poi a seconda del vinile che conteneva veniva attaccata sopra l'etichetta. Ok, un'etichetta qualsiasi adesiva, in questo caso addirittura bianco e nero. Ovviamente qui ci sono anche tutte le informazioni SIAE, visto che era il 2000, con il codice a barre addirittura, c'è il codice a barre con il codice del disco per poi andarlo a ricercare. Questo è il codice di registrazione, la SIAE di questo vinile. Allora, il primo pacco già se n'è andato. Ok, mettiamoci una bella separazione, che io poi devo fare la spunta sulla mia lista, sul mio archivio personale. Ecco il secondo pacco, andiamo avanti. Questo è un po' più pesante, c'è ancora qualche vinile da vedere insieme. Allora sì, per Luca, Discogs c'ha una marea di criteri che voi non avete idea. E ci sono anche dei criteri nascosti, che quello giusto chi come me lo usa oramai da tanti anni riesce a trovare. Per esempio si può cercare per etichetta discografica. A me per esempio piacciono parecchio i dischi Onirica Record, quella dei J.K. Lloyd, di Giancarlo Lloyd. Ovviamente quelli purtroppo attualmente costano ancora troppi soldi per poter essere acquistati, gli Onirica Records. E però ci stanno anche altri, diciamo, altre etichette che uno può fare la ricerca tranquillamente. Se uno vuole completare magari una collezione di un'etichetta discografica si può fare anche quello, diciamo, UMM eccetera. Allora, eccoci qua. Questo lo aspettavo, non l'ha voluto nessuno e quindi sono contento. Questo l'ho messo nel carrello appunto l'anno scorso, quando iniziai a riempire il carrello.
in un altro unboxing di questo pacco c'era la colonna sonora di Rocky 1. Ho preso diciamo il vinile con la colonna sonora di Rocky 1. Questi invece sono i Fist Patrol, e io ho anche, diciamo, il mix di Rambo 2. Fist Patrol, e questo è Fanfare from Rocky, è, diciamo, un remix di Fanfare from Rocky, rivisto e remixato dai Fist Patrol. Molto bravi i Fist Patrol a fare sia diciamo Rambo che questa di Rocky, ma ne hanno fatte anche altre. Qui parliamo proprio fine degli anni 80. Questo è... Vediamo un po' se c'è una data. Tra l'altro questo è tedesco, questo disco. Germany, parla di Germany. 45 giri. Non c'è scritto l'anno. Produced, Special Thanks qui, Special Thanks lì. Vabbè, comunque su disco cosa c'è scritto l'anno. Molto bello, guardate dietro. Far Far from Rocky 4. E qui c'è la Storia della Libertà con i guantoni. Ecco. Quando l'America si è scontrata con la Russia, ricordiamo tutti, c'era ancora Gorbaciov in Russia. Chi se lo scorda? Chi se lo scorda il film Rocky 4? L'Oriente contro l'Occidente, ne hanno dette tante su Rocky 4, vabbè. Grande Sylvester Stallone, secondo me, diciamo, tra tutti i film che ha fatto di Rocky, che poi ha continuato, forse il 4 come colonna sonora è qualcosa di spettacolare. Già vi ho detto che io ho la colonna sonora di Rocky 4, ce l'ho originale su audiocassetta, originale su CD e originale anche su vinile, quindi diciamo bellissima. Survivor, ci stanno un sacco c'era Living in America, James Brown, e cioè lì dentro Eye of the Tiger, nella colonna sonora di Rocky 4, cioè ce ne stanno da dire. Nella colonna sonora di Rocky 4 è tutto un successo dal primo brano all'ultimo. Non so se si dice così, Vince Di Cola che ha fatto gli ultimi 2 brani di ogni lato. Bello, tutta la colonna sonora di Rocky 4. Ok, BBG, Just Be Tonight. Qui ritorniamo su musica un po' più veloce, diciamo. Eccola, questa è la copertina. Just Be Tonight. Questo modo di metterlo dritto, forse così riuscite a vedere il centrino. Ok, Just Be Tonight. C'è un BBG Universal Mix da 9 minuti e 29 su questo lato, quindi 1997. Come sapete, io nel 96 ho smesso di comprare i vinili in grande quantità, questo è del 97, quindi già avevo smesso da un anno. Silver Shadow High Society. Allora, ammazza quanto pesa, che è in 180 grammi è bello pesante sto disco. High Society, Silver Shadow, guardate la copertina, eccola qui, Silver Shadow High Society, eccolo, questo è un altro mix. Qui vengono usati dei cerchi concentrici, purtroppo la telecamera non lo rende, e ci sono scritti ovviamente in bianco su argento, la telecamera, ma mi sa che pure quella buona bianco su argento difficile lo riesce a rendere. Magari questo qua che era scritto con questo celestino magari lo rendeva un po' di più. E ci sono scritte tutte le versioni, mettendole tutte in dei cerchi concentrici questa volta, quindi non è a spirale, sono cerchi concentrici. Vedete, si vede che c'è scritto qualcosa ma non lo riesce a rendere la telecamera. Ok, questo pure volevo vedere una data, eccolo qua, 1999.
1999, 21 anni fa. Ok, andiamo avanti. Questi sono tutti dischi mix, me li sono scelti, me li sono sentiti su YouTube ovviamente, e poi ho deciso per l'acquisto. Allora, Nightwalk, Vectodrome, pure questo è diciamo progressive trance come tipologia di brano. Eccolo qui, Club Mix. Qui invece c'è uno Steve Baltes remix di 7 minuti e 07, Vectodrome Nightwalk. Qui ci sono le versioni e di qui invece c'è soltanto il titolo. Eccolo qua. Tra l'altro questo ha una particolarità: il lato A gira a 45 giri, si legge benissimo, c'è scritto A45, e di qua invece, come vedete, c'è scritto B33. Quindi c'ha un lato a 45 giri e l'altro lato a 43. Ovviamente ci sono anche dei vinili, e io ce n'ho tanti in cui è sbagliato a scrivere la velocità, quindi uno legge 33, lo mette a 33, non è a 33, devi mettere a 45. In quel caso è comodissimo il preascolto in cuffia. Io spesso, quando ho fatto qualche diretta in passato, sto soltanto con lo stereo di casa, non ho preascolto in cuffia, mi vado a fidare di ciò che c'è scritto sul centrino e magari sbaglio, perché sullo stereo di casa non c'è il preascolto. Io punto una telecamera sul giradischi e poi quello che viene. Ok, al giorno d'oggi poi spesso neanche ce lo scrivono più la velocità, quindi uno deve andare intuito. Vabbè, andiamo avanti per Shimmy Shake, Bull Butcher. Questo, vabbè, vi faccio vedere il centrino, eccolo, Bull Butcher, eccoci qua, questo è il disco. Vedete le copertine, pure queste un po' più semplici, con una scritta, però già dare tutte queste forme diverse non era facilissimo. Pure questa è la copertina, diciamo, della casa discografica The Sound of Calypso. Però diciamo, già pure fare una semplicissima copertina così, non è che ci volevano proprio 5 minuti. Guardate, questa, diciamo, nella sua semplicità è bella anche questa, nella sua, diciamo, eccessiva semplicità. Ok? Allora, 33 1/3 è lo 0 sui diciamo Technics SL 1210. I vinili non girano tutti quanti a 33 giri precisi, attenzione, girano a 33 e 1/3, cioè bisogna se uno non c'ha, diciamo, i vinili e i giradischi proprio precisi, perché quando molti giradischi, io giudico per esempio un Sony, che quando il pallino grande è fermo sullo stroboscopio indica che sta a 33 giri, quindi bisogna aggiungere 1/3. Ma no, mi serve pure il 1210, 33 1/3, infatti è 3,3. Bisogna fermare il pallino su 3,3, perché 3,3 è quello 1/3 in più per far girare correttamente il vinile. Non è che girano a 33 giri precisi, è 33 e 1/3 quando c'è scritto. Ok? Quindi stiamoci attenti pure alle velocità, se uno poi le deve passare per passione propria, perché noi il pitch lo utilizziamo per mettere a tempo 2 dischi, diciamo per tutta un'altra serie di cose, ma diciamo il pitch spesso e volentieri si può usare anche per mandare i vinili alla loro reale velocità. Quando noi leggiamo 33 1/3 deve essere 33 giri più 3,3, ok? E quindi sul Technics 1210 bisogna fermare il pallino, quello più piccolino, con lo stroboscopico e con l'aiuto del pitch, ok? Per questo molti LP long plane girano tutti quanti a 33 1/3, quindi facciamo particolare attenzione a quel 33 1/3, che quell'1/3 è importante per mandare il vinile alla sua velocità con cui è stato registrato. Ricordiamo che passo di pane in frasca, tanto manca ancora qualche vinile, quindi ci possiamo un po' dilungare.
Allora, il master del vinile viene registrato con un giradischi particolare. Allora, attualmente anche a Roma c'è una società che addirittura registra su dei vinili vuoti usando un 1210 modificato. Ok? Vuol dire che c'è una puntina di incisione e non di lettura. Ok? E quel vinile viene mandato, se viene registrato a 33 un terzo, viene mandato a 33 giri più un terzo. Ok, se lo volete sentire alla vostra velocità reale lo dovete sentire così. Normalmente non si potrebbe registrare così se uno deve fare tantissime copie di un vinile, perché se ogni vinile ci vogliono, magari qui il lato A dura 15 minuti, il lato B ne dura altri 12, ci vuole un sacco di tempo. Infatti quella società di Roma lavora per piccole quantità di vinili. Ok, se ti chiedono 1000 vinili per dopodomani non lo puoi fare con questo sistema, e allora viene creata una o più master positivi, sempre utilizzando dei giradischi particolari, e sono positivi, quindi quei master non li potrete più leggere perché vengono registrati, diciamo, in positivo rispetto al vinile. C'è un mio amico che ha l'esposizione di jukebox qui a via Casale Agostinelli, Live's Garage. Lui ha diverse lacche originali di vinili, però non le può sentire per sapere se effettivamente sono quello che c'è scritto sopra. Lui ce l'ha in cornice, le ha acquistate come lacche originale, mi pare che ce n'è una che è di Elvis Presley, se non vado errato. Ci facciamo 4 chiacchiere, mi dilungo un attimo. Me l'ha fatte vedere, e quelle tu non le puoi mettere su un giradischi perché sono registrate in positivo, quindi le puntine non sono in grado di leggere quelle tracce che sono sporgenti. Poi che vengono fatti, per ogni lato ne viene fatta una di lacca, poi vengono messe su delle presse, il vinile, che è una sostanza semiliquida appena presa, una pellina semiliquida, vengono messi i 2 centrini, le 2 lacche stanno sopra ai lati di una pressa e viene chiusa la pressa. Praticamente il vinile si allarga tutto, il centrino rimane al centro della pressa e viene tirato fuori un vinile che non è perfettamente tondo come lo vedete voi qui. Allora che viene fatto poi? Il vinile, una volta tirato fuori da queste presse, questo vinile tutto imperfetto viene messo su una forma e c'è una taglierina che lo taglia poi perfettamente. Tutto questo processo richiede talmente poco tempo che riescono a farne migliaia di copie in poco tempo. Il problema è che questi master originali, andando a stampare tanti vinili, questi master si consumavano, quindi venivano realizzati da un master principale, diciamo quello che è l'originale master, venivano fatti altri master positivi e poi utilizzati quei master positivi in modo non solo da accelerare il processo di produzione, perché uno aveva diverse presse, poi quanto più famosa era l'etichetta discografica più presse c'aveva e poi necessitava di master, di più master dello stesso vinile, e quindi più era famosa e più copie ne poteva fare all'interno dello stesso, diciamo, dello stesso tempo. Diciamo, in un minuto, se uno ha una pressa magari riesce a fare 3 dischi, cioè uno ha 3 presse e ne riesce a fare 9, capito? Quindi quello dei vinili è un mondo veramente enorme, veramente bello. Vi dico ciao Dip, grazie di essere stato con noi, ci aggiorniamo, poi se vuoi puoi vedere in differita la fine di questa diretta, io tanto la lascio lì, la troverai su YouTube, su Twitch, eccetera. Io intanto vado avanti, allora, chiusa questa parentesi di come vengono stampati i vinili e di quant'altro. Allora andiamo avanti con Don't Be Afraid, The Fusion su District Records. Eccoci qua, District Record, The Fusion, Don't Be Afraid. Ecco qua, questa è una copertina, come vedete, bianca, qui sotto Mix Import, esatto, Don't Be Afraid, bellissimo, disco perfetto come sempre. Ok, tra l'altro qui c'è scritto logo side 45 rpm, info side 45, ok. C'è un bel remix di 8 minuti e 33, bello. Poi piano piano li sentiremo questi,
li vado a mettere. Appena ho finito, poi con questa qui dietro vedete della roba, questo è per un altro progetto che sto portando avanti. Appena sono pronto giù dalla Reni Caverna faremo qualche diretta e ci sentiremo appunto più di qualche disco. Alex Apollo featuring Enjoy, Fly With Me. C'è anche un Butterfly remix, pure questa bellissima, questa copertina, guardate, Apollo, Fly With Me. Allora, io come sempre quando mi nascondo qui dietro cerco una data ed è del 2000. Giriamo, informazioni per quanto riguarda il vinile, ok, sul lato B della copertina. Al lato A è bellissima questa copertina, Alex Apollo, Fly With Me, ok, bellissimo, featuring Enjoy, ok. Andiamo avanti, questo è un bel pezzo, molto molto bello. Allora, questi sono i Beloved, Sunrising Remix, Beloved. Ok, tra l'altro qui la telecamera non riesce a metterla a posto, ma qua intorno a questo cerchietto c'è scritto Beloved e c'è scritto Sunrising, Beloved, The Sunrising, eccolo. Non si riesce a vedere bene perché purtroppo la telecamera è quella che è, ma qui c'è scritto, c'è tutta una scritta all'intorno. Chiamiamo questo cerchio, chiamiamolo cerchio anche se tanto tondo non è. Bellissima anche questa copertina, comunque bisogna dire bella colorata, diciamo curata anche questa copertina di un remix che diciamo i remix venivano curati un po' meno. Io all'epoca mia, quando andavo da remix o da Cutie Music, quando trovavi diciamo le seconde stampe o i remix, spesso e volentieri stavano dentro a delle copertine bianche, o addirittura veniva fatto una modifica dei colori della copertina originale, che ne so, se la copertina originale era sul verde veniva fatta una copertina sull'azzurro con scritto remix, quindi molto semplice, veniva ripresa la copertina originale scritta remix sulla scritta originale con dei colori cambiati. Comunque no, molto bella questa copertina dei Beloved, molto molto bella. Allora, Pac-Man, All of Us Are One People, eccoci qua, Pac-Man, All of Us Are One People, eccoci qua. Come vedete questa invece è una copertina color argento, non è grigia, è color argento. Allora, All of Us Are One People, Ultrax Records, come vedete. Tra l'altro c'è il prezzo in lire, costava 18.000 lire questo vinile all'epoca di quando è uscito, che vi voglio tanto bene, scrivetelo sempre più piccolo, 1999, quando uscì costava 18.000 lire in lire. Nel 99 avevamo ancora la buona vecchia lira. Andiamo avanti, RGDM con la radice quadrata tipo 2231, qui c'era radice quadrata di 2231, questa invece è radice quadrata RGDM, Ding Dang Dong. Questo è più commerciale, diciamo, come bravo, molto molto commerciale questo robottino. Qui ci sono le versioni, ma quello che voglio far vedere qui è il robottino su uno sfondo tutto colorato, ok. Ciao Daddo, grazie di essere stato con noi. Tanto abbiamo quasi finito, mancano 2 o 3 vinili, penso 2 vinili oltre a questo, ok. Ding Dang Dong, eccolo qua, bellissima copertina anche questa, così. Sleepless Man,
mi si è impicciata la lingua. Sleepless Man, oh thank you, eccolo qua, oh thank you. Qui invece è stata messa una foto qui sotto, mentre invece quest'altro lato è stampato veramente bene, perché le scritte sono su una foto enorme, grande come tutta la copertina, su cui sono state aggiunte le foto, e questa foto è stata lavorata perché è tutta color seppia, non lo rende la telecamera, ma è tutta color seppia questa foto. Sopra c'è scritto Ickland Distribution e tutto il contenuto del vinile. Ok, bellissimo anche questo. Andiamo a vedere se c'è un copyright con una data, c'è le mail, quindi qui siamo dopo il 2000 sicuramente, perché quando ci sono le mail scritte sul disco qui si parla di dopo il 2000. Ickland, la via, la cosa. Dopo non divenne più importante metterci l'anno. Discog ci dirà tutto, ma non me lo ricordo io a memoria. No, qua non vedo che non c'è scritto l'anno, vabbè. Tanto sta scritto su Discogs. Ok, sicuramente dopo il 2000 perché c'è un indirizzo email, quindi diciamo dopo il 2000 si usava anche mettere l'indirizzo email sulle copertine dei vinili. Allora questo esce da qui e quindi va messo così, e questo è l'ultimo, Banderas, She Sells, eccolo qua, bella pure questa copertina, sembrano due pezzi degli scacchi, questo è il retro, però con, diciamo, ecco, la avvicino un po', con i loro, diciamo, mezzi busti, She Sells, si legge bene, eccoci qua, Banderas, qui ci dovrebbe essere scritto l'anno, un attimo, 1991, questo diciamo è un disco più vecchio, mi piaceva, l'ho sentito e allora ho detto perché non prenderlo. Ok, come vedete qui sono finiti sul tavolo i dischi, quindi li abbiamo aperti tutti. Ok, allora vediamo un attimo di... Allora, questi li lasciamo qua. Ok, quindi abbiamo visto insieme un sacco di bei vinili. Ricordiamo appunto che questo acquisto, lo trovate in descrizione, è stato fatto da Vendomusica Store, discogs.com/it/user/vendomusica di Fabio Caria, eccoci qua, Vendomusica Store, ve lo consiglio, 100% di voto positivo, quindi se dovete acquistare dei vinili pensate anche a lui. Io ne sto vedendo pure da tanti altri rivenditori, ho trovato dei rivenditori con oltre 60.000 vinili in vendita. Lì se non fai una cernita già all'inizio non puoi scegliere, è come se entri dentro un qualsiasi negozio di dischi e ti trovi, a me successe in Liguria quando andai all'acquario di Genova, stavo in località del porto dove c'è il sottomarino, dove ti fanno visitare il sottomarino, vi racconto questa, poi ci salutiamo. Stavo lì, stavo passeggiando con mia moglie e mia figlia, a un certo punto vediamo un posto immenso tra un pub e un bar, mi pare, in mezzo c'era questo posto dove io vedo qualche CD così, allora dico vediamo un po' che c'è sta qua dentro, entriamo e mi trovo davanti un mare. Allora voi avete presente, diciamo, le scatole quelle di legno in cui ai mercatini voi trovate i vinili dentro? Ecco, immaginate centinaia di queste scatole, ogni scatola che contiene tra i 100 e i 150 dischi, messe tutte quante dentro uno stanzone enorme, centinaia di queste scatole con questi vinili. Poi mentre, diciamo, io stavo dando un'occhiata, perché lì l'ingresso era libero, io sono entrato, stavo dando un'occhiata, quindi non sapevo neanche se erano in vendita oppure no, se era un negozio di dischi o era un magazzino. Ho visto dei ragazzi che scaricavano, diciamo, un camion
con tutte altre scatole di queste, le mettevano dentro. A questo punto ho pensato o venivano da una fiera oppure le erano andate a comprare altri dischi da mettere lì dentro. Comunque rimasi sbalordito di quanti migliaia e migliaia di vinili c'erano dentro questo stanzone enorme. Poi c'era pure delle colonnine tipo questa che ho io, voi non la vedete perché la telecamera non la riprende. C'ho la colonnina porta CD di Ikea che è piena di CD, però non saranno forse un centinaio neanche, e ce l'avevano lì delle colonnine di Ikea con qualche CD, ma quello che ci avevano a migliaia e decine di migliaia, perché secondo me erano un'esagerazione, erano tanti vinili, ma tanti che io non ne ho visti. Sono stato pure a parecchie fiere, Roma Vinyl Village eccetera, pure altre fiere del vinile sono stato, e mai ho visto in uno spazio così tanti vinili. Vi ho raccontato questo altro aneddoto, come pure gli altri, diciamo le altre volte. Vediamo un attimino, torno subito, sono scomparso dall'inquadratura per un attimo. Allora, veniamo un po' ai ringraziamenti e poi vi faccio vedere un vinile particolare, diciamo, facciamo così a ogni fine diretta. Allora, sposto il microfono, scusatemi, qui io sto molto accroccato, quello che vedete è fatto tutto quanto in casa. Allora, copriamo questo vinile. Allora, voglio ringraziare il mio amico Fabio, già menzionato, che mi ha regalato dei vinili. Ieri abbiamo visto Peppino Di Capri, oggi vediamo questo, eccolo qua, Mia Martini, Mia, è l'LP di Mia Martini, eccolo qua, bellissimo anche questo disco, è un LP, un long play, un album, non è un mix né niente, come quello che abbiamo visto ieri. E poi vi voglio far vedere, mo piano piano vedremo un po' di dischi particolari che io ho e ho acquistato negli anni. Questo tra l'altro ricordo benissimo quando l'ho comprato, l'ho trovato lì per terra, una serie di questi mix. Purtroppo all'epoca i soldi erano pochi, se ne poteva comprare una copia sola per ogni disco. Stavano da Goody Music a Roma, vicino Piazzale Flaminio. Sono entrato sulla sinistra, per terra saranno state una ventina di copie, che poi io ci tornai la settimana dopo, ma la ristampa di questo disco c'ha la copertina bianca. Io invece, essendoci capitato, perché poi non è che si andava tutte le settimane dallo stesso negozio, io una settimana andavo da Remix, una settimana andavo a Discoteca Laziale. La Discoteca Laziale è bellissima perché c'erano i 2210 che davano sulla scala che scendeva giù, perché i vinili stavano al piano di sopra. Adesso se ci andate è tutta cambiata la Discoteca Laziale. Io ci sono stato, se cercate su Facebook il mio profilo e andate a vedere le mie dirette del 2018, io nello stesso giorno sono tornato da Goody Music, che ancora esiste ed è un bellissimo negozio per DJ, tra l'altro fa anche i corsi per DJ per diventare disc jockey, e c'ha un sacco di hardware, quindi giradischi, console, mixer e quant'altro. Non solo, ma noleggia anche casse attive, casse passive, tutti i tipi di luci, DMX eccetera, mixer, DMX, è fornitissimo. Goody Music, diciamo, è il punto di riferimento per i DJ a Roma, e questo quindi lo comprai proprio da loro, però negli anni 90. Guardate il remix di 8 mix di Kenny il Guerriero, che all'epoca questo non si trovava neanche su 45 giri. Ovviamente è cantata da Spectra, eccoci qua, Kenny il Guerriero remixed by 8 mix, e questo è il mix di Kenny il Guerriero. C'è pure la versione originale da 3 minuti e 25, tra l'altro una versione 185 bpm, e ce n'è una da, qua c'è scritto 1000 bpm, non penso sia 1000, guardate qui c'è scritto 1000 bpm, dubito che sia 1000 bpm, mai sentita una cosa 1000 bpm. Comunque ecco,
E questo fu una fortuna trovarlo con questa copertina, perché ripeto, subito era il 94, vedete. Subito dopo, la settimana dopo che finirono tutte queste copie, mi sa, in prestissimo tempo, io la ritrovai lo stesso disco, però con la copertina bianca, e non conveniva prenderlo. Questo tra l'altro è stato diciamo, è stato appeso nella mia cameretta, io l'avevo messo in cornice, poi la cornice qualche mese fa si è rotta, l'avevo portata qui, si è rotta, l'ho levata, l'ho usata per altre cose, e niente, diciamo, lo tengo senza cornice, tanto è stato tanti anni in cornice. Detto questo, diciamo, possiamo concludere qui questa diretta di unboxing. Più tardi farò un'altra diretta sempre su questi canali, però di altro genere, Reni Retro, vedrete una diretta completamente diversa che non c'ha niente a che fare con i vinili. Quindi più tardi, vediamo tra una mezz'oretta, quello che riusciamo a fare con questo hardware, diciamo con questa telecamera, con quello che ho a disposizione. Quindi per adesso da Reni J è tutto, posso ridare la linea, no, non ridò la linea a nessuno perché qui non si dà la linea a nessuno. Va bene, volevo dire solo grazie a tutti per esserci stati, grazie a chi vedrà questo video in differita, grazie a tutti e al prossimo unboxing. Per adesso non ce ne saranno perché diciamo i dischi sono stati sballati tutti. Ora mi aspetta una mezz'oretta che devo fare la spunta sui file Excel dove ho le liste e basta, e poi vedremo quello che succederà. Allora un buon pomeriggio a tutti quanti da Reni J. Ci aggiorniamo prossimamente appena ci sarà un nuovo unboxing. Seguitemi sui miei canali, soprattutto su Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita, dove trovate una marea di compilation che io pubblicai fino al 2018 e che ho intenzione di ricominciare a pubblicare su questa piattaforma, in modo che da mettere a disposizione altre compilation che hanno fatto la storia della musica. Io lì ho passato in digitale tanti nastri, che io ce n'ho ancora tantissimi e che io ho, sono un patito anche di sterei anni 90 e anni 80, e ho diverse piastre a cassette con le audiocassette, per intenderci. Vediamo se riuscite a vedere questa, per intenderci, queste io le scrivevo, queste Tran Dance Compilation 1993, queste sono le audiocassette che io passo in digitale. Ok? Quindi grazie a tutti per esserci stati, grazie a tutti e ci sentiamo prossimamente. Grazie, termino la diretta, grazie di nuovo.